Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto per 3 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera, 1 Air Highness, 2 Grand Tour Jet, 3 Gloria dei Venti, 4 Glory and Gold Ari, 5 Ginger, 6 Giravolta, 7 Giri Black, 8 Garon Griff, 9 Ginevra Gual, 10 Gilda Joe, 11 Gaia's Life. Macchina che prende velocità, problemi per Gloria dei Veltri. Va in testa numero Ginger 3 Gloria dei dal Venti, 5 nei confronti di Her numero Highness, 2 poi Grand dalla Tour Jet, seconda fila veloce Gilda Joe che cerca di portarsi subito in avanti, in corda Giri Black, poi Glory and Gold Ari con accanto Garon Griff. Attenzione alla rottura da parte, una mezza rottura da parte di Ginger, si riprende al volo, però era lì che comprimeva un po' Her Highness, un po' di trambusto sulla prima curva, poi alla fine Gilda Joe di slancio tende a passare, un po' di caos al termine della prima curva. 39 per i primi 400 metri di corsa. Gilda Joe al comando nei confronti di Ginger, poi Her Highness, quindi ancora Garon Griff all'esterno, in corda Glory and Gold Ari, va a fare la pariglia Gaia's Life, poi Giravolta alla retroguardia. 700 metri di gara con Gilda Joe che ha preso la testa e ora guida liberamente nei confronti di Ginger. Her Highness di fuori Garon Griff, 800 metri in 1, 1 e 1. 32 questi 400. Prosegue di ottima lena al comando Alessandro Gocciadoro in salchia, la figlia di Fabulous Wood e Swan Wise AS. Passa il chilometro in 1,16 e 7. In difficoltà Ginger, passa in seconda posizione Garon Griff che si trascina Giri Black, poi Gaia's Life. Quando siamo a 400 dalla conclusione, la retta opposta alle tribune passata in 14,5, 1,31 e 1,75 di miglio. Gilda Joe per fatti propri, galoppa Garon Griff che lascia in seconda numero posizione 8, Giri Black Garon che precede Griff, Gaia's Life. La retta d'arrivo per numero Gilda 5, Joe, di più per tutti gli altri. Gilda Joe che nel finale completa il percorso in scioltezza, vince di quanto vuole, mentre la lotta per il secondo posto vede Giri Black essere probabilmente battuta all'interno da Gaia's Life, le due comunque vicine. 2 minuti spaccati, 28,9 ad arrivare per il successo di Gilda Joe. Alessandro Gocciadoro guida e allena per i colori della Pink and Black, mentre rivediamo nelle immagini il facile assunto della figlia di Fabulous Wood e Swan Wise AS. Andiamo a proseguire per andare a vedere il secondo che Gaia's Life probabilmente ha carpito a Giri Black. Dovrebbero arrivare ora, sì, Gaia's Life di dentro, batte Giri Black, quindi in numeri 10, 11, 7 il probabile arrivo della seconda.